Ultima parte della nostra trasmissione, naturalmente ricordiamo che questa è Penalty, ogni domenica in diretta alle 19:30, parliamo del calcio dilettantistico, però in chiusura come sempre la finestra graditissima dedicata al futsal, ovvero al calcio a 5. Quando parliamo di calcio a 5 parliamo chiaramente del nostro commentatore ufficiale, il nostro tecnico per l'occasione, Alessio Patti. Ciao Alessio. Grazie Ettore, ciao e buonasera a tutti. Ben ritrovato anche a te. Allora, subito i risultati, perché come tutti ben sanno noi seguiamo il campionato di Serie C1, che è il campionato quello più vicino a noi perché è composto solo ed esclusivamente da squadre siciliane. I risultati di questa 20ª giornata. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Mabonat 7-2. A Palermo, Azzurri Futsal Palermo, Ennese 8-1. A Leonforte, Città di Leonforte, Progela 2-3. A Regalbuto, Dilettantistica Regalbuto, Nizza Futsal 1-1. A Librino, Futsal Catania, M&M Futsal Club 4-9. Ad Augusta, Arbor Sporting Club, Mascalucia 6-2. A Termini Imerese, Real Calcio, Juventus Gaetano Scirea 7-13. A Termini Imerese, Virtus Termini, Futsal Peloro Messina 4-2. In classifica da notare come la squadra di Augusta continua ad essere leader indiscussa di questo girone C1 di calcio a 5. Guardiamo il tabellino completo e poi dopo lo commenteremo insieme ad Alessio. Arbor Sporting Club 45 punti. Arcobaleno Ispica 44. Nissa Futsal 42. Azzurri Futsal Palermo 40 punti. Progela ed M&M Futsal 39 punti. Dilettantistica Regalbuto 32. Juventus Gaetano Scirea 31. Città di Leonforte 29. Mascalucia 26 punti. Ennese 22. Futsal Peloro Messina 21 punti. Mabonat 20. Virtus Termini 12 punti. Real Calcio 8. Futsal Catania chiude la classifica a 6 punti. Un'Ispica che non molla, Alessio, anche se insomma, la squadra di Augusta è sempre lì in testa. Sì, no, abbiamo parlato di gironi equilibrati, questo è un altro girone dove 3 squadre lottano per il primo posto. La Nissa ha un po' mollato, ha un punto solo nelle ultime 2 gare, ha fatto sì che il distacco dalla prima sia solo di 3 punti. Questa è una di quelle giornate che io aspetto con ansia, Ettore. Perché? Perché è il bello del calcio a 5, 72 reti segnate in 8 partite, 9 di media. A Termini Imerese la Juve Scirea vince per 13-7, 20 gol in una partita. Voglio dire, qui i tatticismi vanno un po' fuori dai giri, però è anche questo il bello e lo spettacolo che ci aspettiamo. 6 gol Prestigiacomo, un poker, quello di Vasile dell'Arcobaleno Ispica, 3 triplette. Insomma, una giornata davvero molto. Non ci sono stati 0-0, no? No. La scorsa settimana per la prima volta in una partita di calcio a 5, soprattutto insomma nel girone di Serie C. L'ultimo di mia memoria era in una finale di Coppa Italia, Pescara-Lazio, una partita bellissima, però finita 0-0. Sono risultati molto rari. Senti, in vetta vedo la Nissa comunque, seppur pareggiando, ancora lì, pronta ancora per cercare di insomma, dopo la partita la prima posizione. Dopo la partita di Mascalucia, dove aveva vinto per 6-1, si era parlato di una Nissa con un piede e mezzo in Serie B. Il campionato di C1 con il suo equilibrio lo ha dimostrato che non è così. L'Arbor di Augusta ha nuovamente fatto sua la vetta, tuttavia la prossima gara non è delle più semplici. Va a San Giovanni La Punta contro un MM Futsal rinata. Voglio dedicare un piccolo spazio a Ficili dell'MM che oggi torna in auge con una tripletta dopo i gravissimi problemi fisici che ha avuto. Diamo un grande in bocca al lupo a quello che era uno dei grandissimi talenti, dovuto tornare in C1 da un campionato di Serie A. Attenzione, perché dobbiamo parlare anche del Mascalucia calcio a 5,
che insomma da qualche domenica, o meglio da qualche sabato, perché gioca di sabato Sì. il calcio a 5, insomma qualche problemino. Un punto solo nelle ultime 4 gare, Che è successo? uno solo nel ritorno. Previti ha delle gatte da pelare, una squadra che ha il morale veramente basso, tanti gol subiti, pochi fatti. Marchese è l'unico vivo sotto rete, la scorsa settimana era mancato e nella dinamica della gara contro Problemi la Mabonat interni oppure problemi soltanto di risultati? Quindi No, anche di no, sfortuna? credo siano problemi di risultati fondamentalmente. La squadra comunque mascalucese, io dico sempre che è artefice del proprio destino, perché ha una rosa per lottare per ben altri obiettivi. Se si trova lì è per un po' di sfortuna, tuttavia Previti sa come recuperare una situazione che è compromessa ma fino a un certo punto, perché Ennese, Peloro e Mabonat comunque non vincono sempre. Non vincono sempre. Ennese e Peloro sono in crisi da risultati da molto tempo. Si registra la vittoria della Virtus Termini, che stacca la Real Calcio ora di 4 lunghezze e fa più suo quel 14° posto, l'ultimo utile per i play-out per evitare la retrocessione diretta. A Valverde non si parla di calcio a 5, come mai? Perché insomma la realtà del futsal sta crescendo, no? Molti giocatori che fanno calcio a 11, magari non dico nella parte finale della propria carriera, però insomma un pensierino certe volte alle squadre di calcio a 5 lo fanno, però a Valverde stranamente, forse perché non c'è il palazzetto. Sì, no, a Valverde non c'è poi c'è la squadra di hockey che è in Serie A. e Quella è quindi, famosissima. Sì, Ma vi dividete il campo con... No, loro hanno il campo di erba sintetica, Ah. hanno una struttura propria. Ettore, però scusatemi se vi interrompo, Sì. c'è una piccola realtà di Valverde, il città di Valverde di mister Maricchiolo, è preparatissimo. che quest'anno disputa il suo primo campionato di Serie C2 e Sì, che l'abbiamo scritta noi la squadra, se non mi sbaglio. Non Ah, vorrei dire questo non lo so, Ma dove giocano? in Serie C2. Sì, ma in quale struttura? È al Polivalente di San Giovanni La Ho Punta. capito. Beh, Quindi giustamente non, Polivalente non a esce. Valverde, però sta lottando per evitare la retrocessione diretta, perché è stata una squadra che comunque si è iscritta in extremis, In extremis. però con giocatori come Salvo Arena, come Massimo Catania, oltre 300 gol con la maglia del Mascalucia, sta cercando di Però mantenere la bisogna categoria. programmare, come sta facendo molto bene Città di Valverde Sempre. in prima categoria. Dobbiamo salutare un amico comune, Benny. Sì, salutiamo Benny Cascio, Sì. di pronta guarigione, ha avuto un problema grave, ma adesso sta meglio. Un abbraccione forte a Benny Cascio che insomma si rimetta al più presto, nome abbastanza conosciuto nell'ambiente del calcio dilettantistico siciliano. Siamo quasi in chiusura, gli obiettivi li abbiamo detti quali sono quelli del Città di Valverde, sono lì, sperano di arrivare più in alto possibile. Hanno credo una bella squadra, perché i nomi anche voi ce li avete, non ce l'ha soltanto il Città di Catania o il Città di Randazzo, Certo, Miceli, Viglianisi, Vadalà, nomi importanti per Oliveri. Davide Oliveri, Darigo che viene da San Gregorio. Voglio dire, non è che avete fatto una squadra per salvare la categoria. No, abbiamo fatto la squadra per vincere la categoria. Benissimo, ok. Evitando i playoff. Evitando i playoff, e sarà anche molto dura, però credo che la determinazione sia poi uno dei Certo. fattori più importanti per andare avanti. Complimenti alla vostra società che ha insomma organizzato tutto questo già prima che inizino i campionati, perché le squadre si preparano ad agosto, No. o meglio anche a luglio. A maggio. Addirittura ancora a maggio ci sono certe volte anche i playoff e i playout, certe volte, no? Sì, quest'anno abbiamo programmato fine maggio, abbiamo preso giocatori, nomino uno tipo Giuseppe Viglianisi che era ambito da tante squadre, Sì. tra eccellenza e promozione. Quindi arrivare a questi giocatori... Come si convince un giocatore insomma, a giocare con voi in prima categoria? Attenzione, perché i giocatori insomma, hanno soltanto un rimborso spese, mica Sì, c'hanno i sì, hanno un contratti, rimborso spese. Mostrando un progetto, la serietà, ripeto, io ho la fortuna di lavorare con una società forte, società che ne trovi poche in queste categorie. È vero, è vero, è vero.
Allora noi ti auguriamo chiaramente il buon lavoro, sperando che insomma tutto il meglio di questa stagione possa far parte dei vostri progetti. Buon lavoro anche naturalmente a tutti i dirigenti che si sono ancora una volta scommessi in una piazza insomma, che aveva anche fame di calcio. Sì, sì, certo. Valverde, noi siamo andati a Valverde perché non c'era squadra, perché il titolo del Valverde di Garozzo è andato a Sant'Antonio, quindi Sì. erano senza calcio. E quindi E quindi ne abbiamo approfittato. sarebbe ideale che anche l'amministrazione insomma, fosse vicina. Buon lavoro e in bocca al lupo ad Anthony Vella, direttore sportivo del Città di Valverde. Grazie Anthony. Allora, a questo punto dobbiamo congedarci, intanto salutiamo il nostro commentatore tecnico ufficiale della nostra trasmissione, quando si parla di calcio a 5, insomma lui è super preparato, Alessio Sono Patti. contento di essere utile alla causa, Ettore. Io auguro una buona settimana ai nostri telespettatori con l'augurio di rivederli e sperare che siano dietro davanti ai teleschermi e seguirci. E soprattutto quando si parla di calcio a 5, perché nessuno parla di calcio a 5, insomma noi invece quest'anno con questa bella finestra in chiusura della nostra trasmissione credo che insomma accontentiamo tantissimi sportivi siciliani. Salutiamo Giulia Bonaccorsi che oggi doveva essere qui nella seconda parte della trasmissione ma è a casa malata, la vogliamo salutare? Ciao Giulia, rimettiti prestissimo. Vabbè, lei è stata molto brava, ti ha sostituito benissimo. Sì, La sì, nostra- contenti di Federica, Sì. io, Ciccio e Antonio non ci lamentiamo assolutamente. Non essere cattivo con Giulia. No, no, assolutamente, Vabbè. sempre io contento di entrare. Ok, perfetto. Salutiamo dunque Federica e Una con buona- lei l'appuntamento alla prossima settimana. Certo, certo. Una buona serata a tutti i telespettatori, a te Ettore, a Alessio E a tutti gli a altri. tutti gli altri, sì. Benissimo, noi ci rivedremo la prossima settimana, fra 7 giorni precisi, domenica a partire dalle 19:30, poi la replica alle 23 e la replica anche lunedì mattina alle ore 8. A tutti naturalmente il buon proseguo con Sesta Rete.